Qualche giorno di pioggia da Pasqua in poi, ma tutto sommato il meteo ha finora aiutato gli operatori turistici delle località balneari. Al Lido di Jesolo in particolare sembra quasi che ci sia fretta di recuperare il tempo perduto in 2 anni di pandemia. Mai negli scorsi anni si erano visti tanti chioschi aperti già nei fine settimana di marzo e ogni volta che ci siano stati o il sole o buone iniziative, i turisti hanno risposto, anche negli alberghi. Nelle prossime settimane si entrerà veramente nel vivo della stagione, in particolare dal 25 maggio, 26 maggio con l'arrivo dell'Ascensione, quindi con l'arrivo ci auguriamo in massa degli ospiti di lingua straniera. La stagione ormai è già partita appunto con Pasqua, ci auguriamo che insomma fino alla fine di settembre, i primi di ottobre possa essere una stagione più che soddisfacente come ci stanno anticipando i numeri. In questo momento i dati sono confortanti, abbiamo un'occupazione media per quanto riguarda la località di Jesolo del 36% già acquisita nel periodo tra il 20 maggio e fine settembre, tenendo presente che rispetto all'anno scorso eravamo intorno al 19%, quindi è un segno positivo di ripresa del settore, ma ancora più positivo perché rispetto al 2019, anno prima della pandemia, a questo momento della stagione eravamo intorno al 38%, quindi siamo sotto di soli 2 punti percentuali rispetto al periodo ante-Covid. È evidente che, ce l'hanno dimostrato questi ultimi 2 anni, il turismo è un settore estremamente sensibile, ricettivo anche delle situazioni internazionali e quindi basta poco per compromettere questi buoni risultati. L'abbiamo visto già nel 2020 quando una stagione si prospettava come forse una delle migliori con un anticipo di prenotazione molto importante, poi con l'arrivo della pandemia nel giro di un mese è stato cancellato tutto.